Stanno prendendo confidenza con il territorio e completando le ultime incombenze burocratiche. Eccoli i tre operatori sanitari brasiliani che stanno per iniziare un tirocinio formativo di 100 giorni all'Istituto ISAC di Bassano del Grappa, un progetto pilota che parte per la prima volta in Veneto, studiato dal nuovo Consiglio di amministrazione per garantire una migliore assistenza agli anziani ospiti. Prevede l'arrivo in totale di sette operatori che vengono dal Brasile, 5 dal Brasile, 2 dalla Repubblica Dominicana, 3 sono arrivati nei giorni scorsi, che posseggono un diploma quinquennale del liceo socio-sanitario, che qui arrivano nell'ambito di un flusso immigratorio previsto dalle leggi nazionali e codificato anche dalla norma regionale. Al termine del percorso, i tre operatori diplomati al liceo sociosanitario in Brasile verranno inseriti nella struttura che garantisce anche un alloggio. A salutarli con i vertici di ISAC il sindaco di Bassano Nicola Finco. Questo dimostra anche l'impegno che l'amministrazione comunale assieme al CDA sta mettendo nei confronti dei nostri anziani. Noi vogliamo bene i nostri anziani, cerchiamo ovviamente che le strutture siano il più accoglienti possibili e oggi di fronte all'emergenza del personale stiamo trovando le migliori soluzioni. L'ISAC ha appena completato un concorso per l'assunzione di operatori sociosanitari. E do anche la buona notizia che entro agosto arriveranno 9 assunzioni, 9 operatori sociosanitari nuovi che entreranno in servizio. A Bassano in questo momento gli ultraottantenni sono 3.600, tra 20 anni si arriverà a 6.000. Compito delle istituzioni garantire che l'istituto resti bene della collettività. Questo è un patrimonio che ci è stato donato, quindi è un patrimonio di tutta la collettività e gli sforzi per mantenerle ovviamente sono sforzi importanti, ma stiamo lavorando in sinergia con il nuovo CDA di ISAC proprio per trovare la formula migliore per rilanciarle, in particolar modo Villa Serena, che ha bisogno di importanti investimenti, ma a breve penso ci saranno importanti novità.